Si svolta con successo la settima edizione della cerimonia della consegna della borsa di studio intitolata a Francesco Manzullo, un giovane avvocato scomparso nel 2017 a soli 38 anni, che viene ricordato per il settimo anno consecutivo dal Lions Club di Ribera, assegnando in suo onore un assegno a quegli studenti del liceo classico di Ribera che scelgono di seguire lo stesso percorso di formazione di Francesco iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza. In apertura dei lavori, la dirigente scolastica dell'Istituto Crispi di Ribera ha preannunciato che l'aula magna dell'istituto, dove si è svolta questa cerimonia negli anni, sarà intitolata a Francesco Manzullo come atto di riconoscimento della validità dell'iniziativa portata avanti dal Lions Club di Ribera. Il sindaco Ribera, Matteo Ruvolo, assente per impegni di lavoro, ha delegato il vice sindaco Augello a portare saluti. Un momento particolarmente emozionante è stato vissuto quando per la prima volta dopo 8 anni è intervenuta Eunice Palminteri, vedova di Francesco, tracciando un profilo nitido ed esemplare del carattere del suo amato sposo. La professoressa Tornambè, impossibilitata a essere presente, insegnante di Francesco Manzullo, ha chiesto al collega professore Giuseppe Mazzotta di leggere un suo messaggio scritto. Presenti in aula hanno dato testimonianza alle vincitrici delle scorse edizioni Emily Cortese e Chiara Di Giorgi, mentre dal remoto si è collegato per un saluto Giuseppe Rossello. Il premio quest'anno è stato vinto da Aurora Aprile, che, presentata dalla sua insegnante Francesca Scozzari, intervenendo ha dimostrato di possedere carattere e forza di volontà che le faranno andare lontano, così come promesso. Chiudendo i lavori, il presidente del Lions Club di Ribera ha avuto parole di ringraziamento per tutti gli intervenuti, con particolare riferimento per il professore Mazzotta, architetto e socio Lions, la professoressa Arcuri, risorsa dell'istituzione scolastica ospitante, che da dietro le quinte hanno saputo costruire anno dopo anno questo format entrato nella tradizione lionistica e dell'intera comunità scolastica.